Fagnano d'Asolo con l'auto di un 92enne colto da malore piombata su un gruppo di ragazzi in motorino, dichiarata la morte cerebrale per uno dei feriti, un sedicenne di Casella. E poi un incidente mortale questa mattina a Piazzola sul Brenta, complice la nebbia, 3 mezzi si sono scontrati, deceduto un 40enne di Campo San Martino a Pianazzi, Val di Zoldo, morta l'ex titolare dell'albergo Bosco Verde. Santo Stefano di Velto, il box del Velox lungo via Udine, a nemmeno 100 metri dal luogo della strage provocata a luglio da Angelica Hutter, una ragazzata di cattivo gusto. Il commento della vice sindaca: omicidio di Paderno del Grappa, i carabinieri del RIS di Parma sul luogo del delitto, accertamenti approfonditi anche sull'alto di Bled Ardesia. È un monito contro gli estremismi politici e la disinformazione storica, quello partito dal ghetto di Venezia in occasione del giorno della memoria. Destinatari gli studenti. L'addio a Sandra Milo, icona del cinema e dello spettacolo, un'icona per la Biennale del Cinema tra i suoi ultimi amori, anche un ristoratore trevigiano. Partirà da Bibbione il tour estivo di Vasco Rossi, domenica 2 giugno allo Stadio Comunale. Si tratta della data zero alla vigilia della partenza della grande carovana del Vasco Live. TG del Veneto, informazione in diretta come sempre. Buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal sondaggio che vi propone Ring questa sera ed è dedicata ai limiti di mandato, quindi la politica al centro della puntata di Ring di questa sera. Ecco il sondaggio: stop ai limiti, sindaci a vita, è giusto? Diteci la vostra utilizzando come sempre i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Una telefonata per il sì allo 0422 16 26 691, una chiamata per il no allo 0422 16 26 690, chiamata che ricordo essere sempre gratuita. Ed è stata una giornata difficile sulle strade del nostro territorio. Partiamo dal Padovano con la tragedia sfiorata a Monselice, dove un 15enne stava andando a scuola, è stato investito da un automobilista che poi è scappato. Investito a pochi metri dalla stazione degli autobus di Monselice in via Cadorna, mentre attraversava le strade sulle strisce, stava andando a scuola il ragazzino di 15 anni che questa mattina è stato centrato in pieno da un'auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Il conducente della vettura, ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza della fermata dei bus, si è presentato pochi minuti dopo al comando della polizia locale della città della Rocca. L'automobilista è un 79enne del posto che è scappato dopo essere stato colto dal panico. Il minorenne invece è stato soccorso e portato in ospedale a Schiavonia, è ferito ma non in modo grave. L'investimento è avvenuto davanti a tanti altri studenti e amici del ragazzo che hanno subito allertato i soccorsi e la polizia locale. Ora l'anziano conducente dell'auto rischia una denuncia per omissione di soccorso. E poi su nel Bellunese ha scosso tutta la comunità di Val di Zoldo la notizia della morte di Martina Barsh, 71 anni, morta attorno alle 10 di questa mattina a causa di un malore che l'avrebbe colta mentre in auto dal cortile di casa a Pianaz stava risalendo la rampa per rimettersi sulla comunale in prossimità dello scollinamento. L'auto, probabilmente senza controllo, è scivolata sul ghiaccio finendo nel torrente che costeggia la stradina. Inutili soccorsi, primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco di Zoldo. Dell'elicottero del SUEM sposata con Roberto Rizzardini, ex marigo della Regola di Zoldo, Martina Barsh era conosciutissima in valle per aver gestito col marito l'albergo Bosco Verde a Maresonna. Un dolore grande, ha commentato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che ha trasmesso alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità zoldana. E ancora sulle strade del Veneto, siamo nel Padovano, l'incidente mortale di questa mattina a Piazzola sul Brenta per colpa probabilmente della fitta nebbia. Vediamo. La nebbia fitta, quasi un muro da oltrepassare, la carambola e lo schianto devastante. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6:30 lungo la strada provinciale Contarina, Piazzola sul Brenta in località Presina. Coinvolti 3 mezzi, 2 auto e un furgone. Ad avere la peggio proprio il conducente del furgone. La vittima è Aurelian Patrash, 40enne, romeno, residente a Campo San Martino, operaio di un'azienda agricola di Piazzola sul Brenta. Stava raggiungendo proprio Piazzola quando, forse a causa della nebbia fitta e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro un terrapieno. Il corpo del 40enne nell'impatto è stato sbalzato in strada mentre il mezzo terminava la sua corsa e si scontrava con un SUV Nissan guidato da una 49enne che proveniva dal senso opposto di marcia. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra vettura, un Opel Zafira, che per evitare di tamponare il SUV è finita nel fossato sbattendo contro il furgone della vittima. Nonostante i soccorsi immediati per il
il quarantenne romeno non c'è stato nulla da fare, l'impatto violento con l'asfalto è stato letale. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere gli altri automobilisti incastrati che sono rimasti leggermente feriti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Cittadella che hanno deviato il traffico verso Presina. La strada Contarina è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzioni. Lungo la 27 ore erano circa le 11:30 quando tra lo svincolo di Vittorio Veneto e Treviso Nord, a poca distanza dal casello di Conegliano in direzione Venezia, 2 auto sono state coinvolte in un incidente. Una di queste ha preso fuoco. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto divorata dalle fiamme, una Mercedes, stesse facendo un'inversione a U e la seconda macchina coinvolta, una Fiat Tipo, l'avesse centrata sopraggiungendo dalla corsia di sorpasso dove lo schianto ha avuto luogo. Un impatto quasi frontale immediato, l'intervento dei soccorsi che al loro arrivo hanno trovato i conducenti delle vetture fuori dagli abitacoli. Rimasti feriti sono stati comunque portati all'ospedale civile Santa Maria dei Battuti a Conegliano. Ed ora ci spostiamo, restiamo in strada ma ci spostiamo a Santo Stefano di Cadore. Divelto il box Prevelox posto in via Udine a nemmeno 100 metri dal luogo esatto in cui lo scorso luglio Angelica Hutter, ricorderete, investì e uccise il piccolo Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Una ragazzata di cattivo gusto, il commento della vice sindaca Elisa Bergagnini. È bastato svitare 2 bulloni per far sbilanciare il box Prevelox di via Udine a Santo Stefano di Cadore, che da domenica notte giace appoggiato a un muretto a poche decine di metri oltre il luogo in cui nel luglio scorso si consumò la tragedia provocata da Angelica Hutter. Ci assale un senso di sconforto nel ricordo del piccolo Mattia, di Marco Antoniello e della nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, nella consapevolezza che quel dissuasore di velocità nulla avrebbe potuto, e non solo perché al suo interno non è mai stato collocato un rilevatore di velocità. È un atto di emulazione, appunto se ne parla tanto e quindi è sicuramente un atto di emulazione, anche perché comunque firme non ci sono, voglio dire. È successo domenica mattina, sabato notte, insomma, quindi io presumo sia stata una ragazzata. Qualche residente che preferisce parlare lontano dalla telecamera racconta di una scorribanda di ragazzini fra sabato e domenica che hanno disturbato il centro del paese. A qualcuno di loro potrebbe essere balenata l'idea di imitare lo sconosciuto Fleximan, che con un flessibile sta abbattendo i pali su cui sono montati i rilevatori di velocità. In questa zona qui abbiamo ancora il ricordo terrificante dell'incidente che è avvenuto, ci sono stati 3 morti, quindi diciamo sicuramente fra gli autovelox che ci sono è stato proprio il meno adeguato da abbattere sicuramente. Una postazione non funzionante che l'amministrazione intende rendere operativa al più presto, compatibilmente con i fondi a disposizione e con la carenza di personale. Attualmente Santo Stefano di Cadore è senza vigile come gli altri 4 comuni della Valcomelico e l'auspicio è che insieme possa essere trovata una soluzione. L'ideale, spiega la vice sindaca, sarebbe fare controlli mirati, ma ci vogliono almeno 2 agenti e non ce n'è nemmeno uno. Intanto oggi sono stati richiesti i preventivi per ripristinare il box in via Udine. È un rettilineo, qua sfrecciano regolarmente e dopo l'incidente che è avvenuto il Comune di Venezia, comunque ci tengo a dirlo, si è reso disponibile ad aiutarci e abbiamo fatto anche dei preventivi adesso per mettere anche dei semafori intelligenti, almeno per ottenere un risultato diciamo immediato, anche se qualcuno va oltre la velocità consentita viene fermato. Vediamo se riusciamo a mettere almeno questo in funzione, insomma. E di Fleximan si è parlato invece oggi a Padova, incontro in prefettura, vediamo cosa è emerso. Come rappresentante dei comuni del Veneto, in modo particolare poi sono padovana, ma questo è un fenomeno che interessa, se vogliamo, un po' tutte le province, il Veneto. E sono venuta a rappresentare al prefetto la situazione, il disagio, il parere, il punto di vista anche che c'è da parte degli amministratori, perché abbiamo avuto modo comunque in queste settimane di fare delle valutazioni anche tra noi amministratori. Incontro informale tra la vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini e il prefetto di Padova Francesco Messina. Il tema Fleximan, il fenomeno che sta colpendo in tutta Italia di assalti alle telecamere che rilevano la velocità lungo le strade. Le preoccupazioni dei sindaci sono proprio quelle di capire dove applicare, come applicare, farlo seguendo delle regole, tenendo conto che devono essere assolutamente comunque condannati gli atti di vandalismo perché non possono essere accettati, e una riflessione profonda da parte degli amministratori deve essere quella di
chiedere o non chiedere se installare un dispositivo. Deve essere fatto un ragionamento generale, dice la Venturini, tra politica nazionale e amministrazione locale. Allora dobbiamo invece cambiare le regole a monte e dire che non vanno installati autovelox o non vanno installati in determinate posizioni o devono essere cambiate le regole dei controlli. Dobbiamo cambiare le regole, ma a monte a questo punto, perché pensare di farsi giustizia, stante il nostro ordinamento, non può essere tollerato. Ora siamo all'omicidio di Padano del Grappa. I carabinieri del RIS di Parma sul luogo del delitto questa mattina, accertamenti approfonditi anche sull'auto del 39enne ucciso il 20 gennaio scorso. Nel primo pomeriggio il mezzo attrezzato dei carabinieri del RIS di Parma ha raggiunto il bosco a Paderno del Grappa, dove è stato trovato il corpo di Bleder Dedi, il 39enne ucciso il 20 gennaio. Hanno perlustrato la zona, effettuato accertamenti sul terreno. Si cerca ogni minimo indizio per dare un nome ed un volto al killer che ha colpito la vittima oltre 20 volte. Si cercano anche le chiavi dell'auto del 39enne che non aveva addosso quando è stato trovato il corpo. La macchina chiusa, forse a portarle via è stato lo stesso assassino, ma è tutto da accertare. E poi i rilievi e gli accertamenti sui vestiti dell'uomo. Non solo, ma è stata anche passata a setaccio la Mercedes di Dedia, sequestrata e portata nella caserma dei carabinieri a Castelfranco Veneto. Qui i carabinieri del RIS sono rimasti per l'intera mattinata. Nessuna traccia evidente era stata trovata all'interno dell'auto, ma non viene escluso che l'assassino possa essere arrivato nel bosco assieme alla vittima con la sua auto. All'interno i carabinieri avevano trovato il portafoglio dell'uomo e il cellulare e diventano fondamentali anche gli accertamenti che si stanno effettuando sul telefono del 39enne. Forse nei messaggi o nelle chiamate potrebbe esserci un indizio che possa chiarire questo omicidio. L'ipotesi più accreditata per ora rimane quella del delitto passionale. La rabbia con cui il killer ha ucciso il 39enne potrebbe far pensare ad un raptus oppure ad una vendetta premeditata. Ora bisognerà attendere i risultati degli accertamenti del RIS. Gli investigatori stanno battendo tutte le piste senza tralasciare nulla. Torniamo sulle strade della Marca trevigiana, l'incidente di ieri sera a Pagnano d'Asolo, ricorderete, dove ha perso la vita un uomo di 92 anni, Angelo Fantato, pensionato di Volpago del Montello, questo il suo nome. Per lui un malore fatale, morto sul colpo mentre la sua auto ha travolto 4 giovani che si trovavano in sella alle loro moto. I giovani coinvolti erano stati portati in ospedale a Castelfranco. Per uno di loro di 16 anni è scattato però il trasferimento al Cafoncello di Treviso. Pare che le sue condizioni purtroppo si siano aggravate, dunque è gravissimo al Cafoncello uno dei 3 motociclisti, un 16enne di Casella d'Asolo originario di Bassano del Grappa, rimasti feriti nell'incidente avvenuto ieri sera a Pagnano d'Asolo. Siamo lungo la Schiavonesca Marosticana, all'altezza della rotatoria nei pressi della fornace. Lo schianto, lo ricordo, è costato la vita ad un 92enne di Venegazzù di Volpago del Montello, ma si sono aggravate invece le condizioni di uno dei ragazzi che erano in sella alle loro moto di 16 anni. È gravissimo, in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ci fermiamo per pochi secondi, poi ancora con il telegiornale del Veneto. TG del Veneto, ben ritrovati a Venezia ora per la cerimonia in occasione del Giorno della Memoria. Siamo al ghetto, da dove è partito un monito contro gli estremismi politici e la disinformazione storica. Mio Signore, ascolta la mia voce, fa che le tue orecchie siano attente alla voce delle mie suppliche. I canti e le preghiere che quest'anno si sono alzati dal ghetto di Venezia per il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah, per la prima volta sono stati accompagnati dalla presenza di centinaia di studenti veneziani. Qui, dove esattamente 80 anni fa avvenne un massiccio rastrellamento nazifascista. Furono 254 gli ebrei veneziani deportati nei campi di sterminio e solamente 8 quelli che tornarono a casa. Oggi il messaggio del presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, è per i giovani. Studiamo, non prendiamo posizioni riflesse, improvvise, perché abbiamo letto un titolo di un giornale o letto una battuta sui social.
o per pregiudizi di famiglia che ci sono ovviamente. E lo stiamo vedendo in quello che sta accadendo oggi. Ci sono verità dappertutto e di tutti. Ci sono torti e diritti di tutti, di tutte le parti in conflitto. Non esiste il buono da un lato e il cattivo dall'altro. Il giorno della memoria 2024, che ricorda le 6 milioni di vittime assassinate nei campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale, non arriva in un periodo facile. Da un lato il radicalizzarsi del conflitto a Gaza, dall'altro rigurgiti neofascisti che si riaffacciano sulla scena politica italiana, fenomeni che si sommano ad una disinformazione che nell'epoca dei social ha raggiunto la sua massima diffusione. Io penso che dobbiamo partire dai 6 milioni di morti nei campi di concentramento. Di quelle che sono state le leggi razziali è stato forse il periodo più buio della storia di questa nazione, e partire da lì, nel senso che noi adulti in generale sbagliamo, non abbiamo sbagliato nel momento in cui si va ancora a fare i distinguo. I distinguo non ce ne devono essere, qui si deve condannare senza se e senza ma. È morta Sandra Milo, icona del cinema e dello spettacolo, un'icona anche per la Biennale del Cinema. Tra l'altro, tra i suoi ultimi amori c'è anche un trevigiano. Esci fuori dal corridoio. Ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue attrici. Vai fuori. E pensare che la parte dell'amante Carla in 8 e mezzo Sandra Milo non la voleva neppure fare. Correva l'anno 1963 ed era un'Italia rigorosamente in bianco e nero, almeno su pellicola. Fu solo l'insistenza del maestro Federico Fellini a farle cambiare idea e catapultarla nella storia del cinema italiano e mondiale. Di Fellini fu musa e amante, Sandra Milo Sandrocchia, il vezzeggiativo del regista riminese, che poi la volle anche in Giulietta degli Spiriti, uno dei primi lungometraggi a colori. 70 film sulle spalle, da Pupi Avati a Rossellini e Salvatores, ma Sandra Milo diventa anche volto della televisione. La sua immagine trasognante rassicura e strappa sempre un sorriso, ma è una leggerezza di grande sostanza. Così parlava nel 2020 alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo necessità di amare e quindi non bisogna disperarsi. Ci sono momenti brutti nella vita, si sa, basta e passerà anche questo. Forza e coraggio. Già l'amore, quelli di una vita. Lo stesso Federico Fellini, ma anche Bettino Craxi, Sandrocchia non ne ha mai fatto mistero, prendendo in contropiede il gossip, eppure ben pensanti. Tra gli affetti più recenti c'è anche un trevigiano immortalato al suo fianco sul red carpet veneziano nel 2019. Si tratta di Alessandro Rorato, già ristoratore a Salgareda. È un momento difficile, non sentivo Sandra da qualche anno, dice Rorato. Esprimo la mia stretta vicinanza alla famiglia, non me la sento di parlare oltre. A ricordarla oggi è il Veneto intero, dal presidente Luca Zaia alla Biennale del Cinema, che parla di icona capace di destreggiarsi dalla commedia al dramma. Al Lido Sandra è stata una presenza costante, un abbraccio corale lungo 90 anni di storia italiana. Sono state selezionate le 12 Marie del Carnevale. Il primo atto ufficiale del concorso sarà sabato 3 febbraio. Studentesse, accompagnatrici turistiche, musiciste, aspiranti avvocato e organizzatrici di eventi. Sono le 12 Marie del Carnevale 2024 selezionate nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista tra una cinquantina di aspiranti, tra i 18 e i 28 anni, nate o residenti in provincia di Venezia. Un concorso che la patron preferisce definire rievocazione storica, lungo 25 anni. Mi sembrano, le guardo, mi sembrano bellissime, perciò un'edizione direi bella. Ho raccomandato che siano amiche tra di loro, che sarà molto difficile, e specialmente il rispetto tra di loro e per gli altri. E poi io non voglio altro da loro, voglio soltanto che si divertino, che mi seguono. Gli ho detto che sarò severissima quei 10 giorni e lo sarò. Un'esperienza unica e irripetibile che consentirà alle ragazze di rappresentare e vivere il carnevale indossando gli abiti sartoriali cinquecenteschi disegnati e realizzati dall'atelier Pietro Longhi di Francesco Briggi.
Una dimensione che le riporta a un carnevale veramente eccezionale, al di fuori degli schemi, e facendole fare un'esperienza che si ricorderanno per il resto della vita, perché poi le Marie sono per sempre, indossando ovviamente i nostri abiti che abbiamo fatto apposta per loro. E ci sarà una piccola aggiunta o sorpresa, diciamo, che la vedremo tutti quando usciranno in esibizione, insomma, dal 3 in poi. La festa delle Marie ricorda un fatto realmente accaduto. Correva l'anno 973, quando nella chiesa di San Pietro di Castello, durante i festeggiamenti dedicati alla purificazione della Vergine Maria, 12 ragazze veneziane vennero rapite da un gruppo di pirati. Dopo un inseguimento organizzato dal Doge, furono liberate e riportate a Venezia. Da allora la festa delle Marie si celebra ogni anno con modalità e riti che cambiano nel corso dei secoli. Il primo atto ufficiale sarà sabato 3 febbraio a partire dalle 15 con la vestizione e il bagno di folla. Poi le Marie saliranno a bordo di 6 gondole e arriveranno in piazzetta San Marco, dove verranno presentate una ad una. Partirà da Bibbione il tour estivo di Vasco Rossi, domenica 2 giugno nello Stadio Comunale. Si tratta della data 0 alla vigilia della partenza della grande carovana del Vasco Life. Ufficializziamo con entusiasmo questo importante appuntamento con la grande musica a Bibbione, ha dichiarato il sindaco di San Michele al Tagliamento. Maurutto, una vera e propria icona, prosegue in grado di riunire attorno a sé un pubblico smisurato e fedelissimo. C'è un'ultima ora, purtroppo non ce l'ha fatta Lorenzo Pietrusci, il 18enne di Ormelle, che per una sfida, una bravata, era salito sopra la carrozzeria di un'auto tentando di fare surf con l'auto in corsa. Il giovanissimo è caduto a terra venendo travolto dalla stessa vettura guidata da un coetaneo parente della vittima. Il suo cuore ha cessato di battere oggi all'ospedale di Treviso, dove era stato trasportato dopo il gravissimo incidente avvenuto dietro ai campi sportivi di Cimadolmo domenica 21 gennaio. Ora per l'automobilista potrebbe configurarsi un reato colposo. Purtroppo il ragazzo non ce l'ha fatta. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Giorni della merla con l'alta pressione, tempo stabile e mite, con qualche nebbia e con lo smog. Vediamo il dettaglio di martedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature. L'anticiclone è bloccato sul centro Europa e questa situazione favorisce la formazione di fitte nebbie in pianura insieme alla pessima qualità dell'aria, specie nelle grandi città. Le temperature si manterranno stazionarie, minime tra -1 e 0 gradi, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla bassa pianura e sulla costa sarà probabile la presenza di foschie o nebbie, specie nelle ore mattutine e notturne. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevarrà ancora il sole con qualche nube alta. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.